È stato presentato questa mattina alla Questura di Reggio Calabria un nuovo strumento a disposizione della Polizia di Stato, teso ad aiutare i cittadini di fronte al problema delle banconote false. Si tratta di un manuale basico intitolato Eurofalsi, ecco cosa fare, preparato dalla Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode, dal Centro tecnico e scientifico europeo ed Interpol, in collaborazione con la Banca Centrale Europea, Europol, Italia, Austria, Belgio, Francia e Germania. L'opuscolo è un valido strumento per riconoscere le contraffazioni e quindi assumere le prime iniziative in ipotesi di banconote o monete sospette. La Questura della città dello Stretto ha distribuito il manuale ai poliziotti in servizio di controllo del territorio, anche a quelli di quartiere che ogni giorno entrano in contatto con commercianti ed anziani, vittime privilegiate del reato di truffa. I manuali saranno distribuiti tra i commercianti ed altre categorie deboli per aiutarli in un primo sommario riconoscimento di banconote o monete contraffatte.